Ben ritrovati amici di Diffusione di DTV, buon inizio settimana, precisamente il 12ª settimana che trascorrete in nostra compagnia. Nostra perché mia, di Barbara Tarricone e di Gianina. Beh, avete già capito, parlo di Chick Chat, il salotto più glamour della televisione italiana. Questa settimana ve l'avevo già anticipato, venerdì scorso abbiamo delle ospiti eccezionali. Loro sono parte della storia e della tradizione italiana, in particolare del territorio emiliano ma anche veneto. Sono le Mondine e sono le Mondine precisamente del coro di Bentivoglio. Finalmente sono finite le feste, un po' di pace. Veramente a casa, Io e te, nel salotto di Chick Chat, te e io, la Gianina quando ha voglia, tranquille, in pace, ci rilassiamo un silenzio, attimo. tisanina, dieta. Davvero. Entriamo? Sì, Finalmente. tranquilli, Io a e te, casa. a casa. Ma chi c'è? Noi siamo le Mondine, siamo di Bentivoglio, viva il nostro convoglio, viva il nostro convoglio. Noi siamo le Mondine, siamo di Bentivoglio, viva il nostro convoglio, viva la libertà. Noi siamo le Mondine, siamo degli anni 30, abbiamo fatto la resistenza, abbiamo fatto la resistenza. Noi siamo le Mondine, siamo degli anni 30, abbiamo fatto la resistenza, viva la libertà. Tia la 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 la, tia la 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 la, tia la 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 la, tia la 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 la. Brave le Mondine di Bentivoglio, brave, ben arrivate nel salotto di Chick Chat, accomodatevi. Grazie di esserci venuti a trovare. Giannina, vieni queste- qua. Tra queste Eccoci. splendide signore. Ma che meraviglia! Gianni, hai visto, amore? Allora Hai ci visto? presentiamo, signora Wanda, prima. Dove Poi? è finito il microfono? Dov'è il microfono, Wanda? Passatevi il microfono. Allora, Wanda, poi Anna, passi a quella signora dopo. Cesarina, Dorina, Slavica. Slavica. Qui il microfono c'era. Cioè, ripassiamo Ripassiamo questo, faremo un gran questo. giro di microfoni. Edera, Grazia, Renata, Gabriella. E allora, chi è la portavoce delle... Nominiamo una portavoce per l'inizio della puntata. Qua c'è la signora Renata che è... se portavoce per il coro sarà la Wanda. Sì. Se per far quattro chiacchiere Wanda. le posso fare io. Ok, È a Renata. Ma non vogliamo forzare molto le chiacchiere perché noi siamo più abituati a raccontare cantando. Beh, diciamo però almeno due parole, perché voi siete veramente state le Mondine. Noi degli- abbiamo cantato una canzone che, se avete ascoltato, abbiamo detto un po' chi siamo. Questa canzone è la storia veramente del nostro gruppo. Noi abbiamo avuto la mamma dell'Anna, che è stata la nostra mamma del gruppo, e ci ha insegnato questo modo di cantare. Vogliamo dirvi la nascita del nostro coro. È una cosa piacevole. Le insegnanti delle scuole elementari di Bentivoglio, siamo nell'anno 1975, ci chiamano alcune mondine in cattedra per raccontare un po' le radici e la vita del nostro paese. Partono con uno spettacolo che lo chiamano Das Das al Parol, 2 parole in dialetto, dal setaccio al paiolo, e si racconta la storia da metà dell'Ottocento fino ai giorni che è stato che ci hanno interrogate. Lì le mondine cosa fanno? Parlano, raccontano, però la cosa più bella che per loro era il cantare, raccontare cantando. È scattata proprio lì la voglia di costruire questo, diciamo,
un coro, non è un gruppo di ex Mondariso che si sono messe insieme. Abbiamo presenziato anche allo spettacolo e siamo ancora qui. Noi non abbiamo voluto cambiare modo di essere. Cantiamo come cantavano le donne in risaia, raccontiamo quella vita, raccontiamo quei bei giorni anche per noi, perché... Ecco, com'era quella vita della risaia? La vita della risaia, che tutti la descrivono una vita dura, ma chi non ha conosciuto la risaia non può capire, dura nel senso che stavi nell'acqua lunghe ore, ma chi ha provato la risaia, ha provato il lavoro a catena in fabbrica quando non c'è più stata la risaia, non bisogna fare poi dei confronti così negativi. Ma stavate nell'acqua però? Stavamo nell'acqua perché il riso cresce nell'acqua. Allora, non era, quindi, anche essere una mondariso non si era solo, è un lavoro stagionale, durava 40 giorni, ma con 40 giorni non si poteva vivere, per 365. Eravamo dei braccianti, quindi era un lavoro precario, diciamo, adesso lo chiamano un lavoro precario. Certo. Ma noi che la risaia l'avevamo, non siamo mondine che abbiamo emigrato, la risaia l'avevamo, quindi siamo braccianti, mondine braccianti. E la risaia e la campagna ci ha dato da vivere finché il mondo non è cambiato. La globalizzazione, l'industria, il cambiamento, questo cambiamento così in fretta, noi abbiamo visto il cambiamento del nostro lavoro da risaia, diventare lavorante a domicilio, lavorante in fabbrica, infermiere, è cambiato questa vita molto in fretta quando non c'era più bisogno della manodopera bracciantile, di fare il lavoro di braccia. Ma gli anni della risaia, che anni erano? Di che anni gli anni stiamo della parlando? risaia, noi nella nostra zona partiamo da metà dell'Ottocento con le bonifiche che ci sono state fatte nel nostro paese. Possiamo dire che dalla fine del Novecento c'erano già le risaie. E finché la risaia ha avuto bisogno di manodopera di braccia, è esistita la risaia. Quando con il cambiamento dell'industria, nella nostra zona si è scelto di lavorare la campagna a altre coltivazioni. Ma lei, signora, ha detto, ha cantato, abbiamo fatto la Resistenza, quindi i vostri anni in cui eravate veramente nella risaia, che anni erano? Gli anni 30, gli anni 40? Noi diciamo che gli anni 30 perché sono le nostre mamme che ci hanno raccontato quella vita, però io sono una mondariso che ho cominciato ad andare in risaia nel 1943, quindi si andava in risaia solo a 14 anni. Signora, mi vuole dire, mi stava Fino a dove era raccontando... l'acqua? Fino a dove era? A 14 anni era d'obbligo. Sentiamo la signora... No, ce lo racconti pure, l'acqua... No, l'acqua l'avevamo anche fin qua. Ma sì, Che stagione era? Autunno, inverno, estate, primavera? Da maggio, e poi non lo so più da maggio. Da maggio io compio gli anni il 14 maggio e sono sempre andata a fare mondariso. Invece prima la signora Renata mi raccontava una cosa che mi ha colpito molto, che le mondariso, che noi si chiamano adesso in un modo folcloristico, simpatico, mondine, dovevano lasciare la scuola, che erano delle bambine, per andare in risaia. Lei, signora Renata, a che età è entrata in risaia? Io in risaia sono entrata a 14 anni perché era d'obbligo in quel periodo entrare in risaia a 14 anni. Ma prima le bambine andavano in risaia anche prima delle conquiste. Noi abbiamo dei racconti delle mondariso dei primi scioperi all'inizio del Novecento, scioperi per le 8 ore. Perché quante ne facevate altrimenti? Da sole a sole le nostre nonne. Allora, perché si parla tanto di questo lavoro della risaia? Senza quella manodopera il riso non riusciva a sviluppare e ad essere produttivo, perché in 45 giorni c'era la semina, va bene, prima che c'erano gli uomini che lavoravano, doveva essere pulito,
trapiantato e poi nella sua crescita si ripassava e finiva la crescita a metà luglio, il riso. Quindi vi ho detto un lavoro stagionale, e in quel momento stagionale venivano le donne da fuori, chi andava in Piemonte, perché non si poteva aspettare, dire ma lo vado a fare in agosto. Dalla fine di maggio e andare ai primi giorni di luglio il riso aveva queste esigenze. Che cosa faceva esattamente una mondariso? Cioè puliva il riso perché... Mondare è una parola che voi che siete andate a scuola... Pulire. Vuol dire pulire. Esatto, ma come si fa a pulire il riso? C'erano delle erbacce diverse del riso. Ah. E con quelle le donne più anziane, quando le bambine, diciamo le ragazzine, andavano in risaia, le insegnavano a conoscere la pianta falsa che era da togliere. Quindi i primi lavori che faceva una risaiola doveva essere vicino a una donna anziana. Poi in poco tempo si imparava e si facevano le squadre dei giovani e anziane, perché poi era anche un lavoro piacevole. Io ho sempre detto che il lavoro in risaia era come il teatro. Ci si raccontava tante cose che negli altri lavori di campagna non li potevi fare. Perché provate a pensare, in una risaia, in questi campi, si radunavano in quel periodo 2.000-3.000 donne. Nelle zone dove esisteva la risaia. Ce le ha portate nella nostra zona 300-400 donne ed erano divise in squadre, li chiamavamo branchi, adesso i branchi è una brutta parola, allora era il branco lo si diceva, poi in dialetto di 25-30 donne divise anche per paese. Poi ci cantate un'altra canzone. No, noi di canzone inerenti a questo spettacolo, più che perché più ho già parlato tanto. No, ma noi ci piace sentirla. Nel nostro modo di lavorare, finché non ci siamo ribellate, eravamo violentate anche. Era una violenza che andavi in risaia, che dietro di te avevi il caposquadra con un bastone perché stava dritto ben piantato, e se ti sbagliavi a cavare una pianta o se raddrizzavi la schiena per riposarti un pochino, ti toccava col bastone e ti diceva giù quella schiena lì. Le conquiste che noi abbiamo fatto e che ci siamo battuti, ci siamo ribellate, sono stati gli ultimi anni, gli ultimi tempi della guerra, dell'ultima guerra, perché già eravamo stanche le nostre nonne e le nostre mamme, ma noi già ragazze che molti, non dico insomma, chi ha avuto un po' gli anni miei e anche qualcuno in più, erano già donne organizzate nei gruppi di difesa della donna, alcune erano delle staffette partigiane, e poi questo modo di ribellarsi a questo sistema, stanche, per quello che ci chiamavano anche risaiole ribelle, a questo sistema, quello che hanno subito le nostre nonne. Adesso le donne vanno a casa, sono maltrattate dagli uomini, le ammazzano. Allora non si sapeva se le ammazzavano, però andavano a lavorare con un qualche livido nella faccia e dicevano: ma com'è che hai un livido? Mi sono insuccata contro il camino. E magari era stato un pugno del marito perché aveva allungato la lingua e non poteva difendersi in un'altra maniera. Parliamo della violenza, la violenza anche allora esisteva. Io ho subito una violenza, lo tengo troppo lunga. No, sentiamo. Io ho subito una violenza che avevo 10 anni. Avrei voluto fare la quinta elementare. Cambiato paese, nel mio paese dove sono andata non c'era la quinta, c'era solo la quarta. Mio padre viene richiamato alle armi nel 1939, perché nel 1940 è scoppiata la guerra, e me lo dissi in un brutto modo: tu a scuola non ci vai più, papà, voglio fare la quinta. Tu la quinta non la fai, sei una donna. Per andare in risaia ne sai anche troppo, perché tieni una lingua abbastanza lunga. Tu sarai una mondariso. Adesso stai a casa, sei la più grande dei tuoi fratelli, bada ai tuoi fratelli. Io penso di essere diventata una ribelle e di aver incominciato a voler capire, a leggere, ad orientarmi,
Allora, e ora che sono qui con un bastone in mano perché giro male, ma mi sto ancora ribellando. E io Come guardi, siamo mi veramente- creda, cioè, sarà che sono sempre molto arrabbiata per quello che succede alle donne, a sentire quello che racconta lei. Io mi auguro che lei si ribelli fino all'ultimo istante della sua vita. Io per parte mia cercherò di fare altrettanto, e mi auguro che tutte le donne vittime di violenza, testimoni di violenza, o anche semplicemente in quanto donne, se si sentono vittime di un sopruso, si ribellino in maniera sicuramente civile e democratica, come ha fatto la signora Renata, e che creino un insomma, valore anche in questo. Vorrei sentire qualcos'altro. Io anche, perché... Ci fate sentire qualche altra canzone? Una intanto, prima di andare in pausa pubblicitaria? Senz'altro, son la mondina, son la sfruttata. Che meraviglia, non tanto, ma insomma... Tenetela pure da questa parte, questo lo diamo alla signora Wanda, il Lo diamo microfono. alla Wanda, il microfono. No, non ce l'ha. Wanda, il Eccolo. microfono a lei. Pronti? Le mondine di Bentivoglio, Cic Chat. Son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremo. Mi hanno uccisa, incatenata, carcere, violenza e non la mi fermo. Poi i nostri corpi sulle rotaie, noi abbiamo fermato il nostro sfruttatore. C'è tanto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavoro. E ai padroni faremo la guerra, tutti uniti insieme noi la vinceremo. Non più sfruttati sulla terra, ma più forti dei cannoni noi saremo. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo portata e la portiamo più su. Dal Vercellese a Molinella, alla testa della nostra gioventù, e lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà, e costruiremo un mondo nuovo di giustizia e di vera civiltà, e costruiremo un mondo nuovo di giustizia e di vera civiltà. Bravissime! Parla a te, perché io sarà difficile vedermi commossa ancora. Bello! Ci vediamo dopo la Canzone pausa. vuol dire che noi ci abbiamo creduto, però ci crediamo ancora. Noi a voi ragazzi vi diamo un piatto pieno di tante cose, con quello che abbiamo costruito, Allora, non dobbiamo disperare, non dobbiamo dire ma va male. Anche voi rimboccatevi le maniche come abbiamo fatto noi, abbiate fiducia, il mondo non può andare male. Grazie. Grazie. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, sempre qui da Cic Chat e sempre con... Le mondine di Bentivoglio. A tra poco.